Buongiorno cari telespettatori di Sardegna 1 e bentornati al telegiornale. Nuova azione di protesta questa mattina nella miniera di Nuragi Figus a Gonnesa, occupata domenica notte. Due minatori sono scesi a 400 metri di profondità barricandosi nel pozzo. Tutti gli altri colleghi asserragliati a meno 373 metri hanno invitato le altre persone presenti a ritornare a terra e hanno avviato le procedure d'emergenza, chiamando anche l'ambulanza nel caso di eventuali malori dei manifestanti. Intanto proprio le vertenze del Sulcis e del Sassarese approderanno domani a Roma. Il sottosegretario allo sviluppo economico De Vincenti ha ribadito la volontà del governo di discutere, ma anche la necessità di trovare soluzioni economicamente sostenibili. Roma guarda al piano Sulcis per una soluzione che non debba passare per forza attraverso carbone e alluminio. Vediamo il servizio di Giuseppe Giuliani. La giornata si apre con le dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario allo sviluppo economico Claudio De Vincenti alla trasmissione Radio Anch'io di Radio Rai. Pensiamo che si possano trovare soluzioni, ha detto, e i progetti di riconversione della miniera del Sulcis devono essere economicamente sostenibili. Ma ha anche ribadito che non è sostenibile l'ipotesi di riconversione presentata dalla Regione Sardegna, perché ha costi per gli italiani di 250 milioni di euro l'anno. Infine il futuro del Sulcis passa per attività economiche che sappiano stare sul mercato. Disponibilità al confronto, ma anche chiarezza sulla necessità più volte sottolineata di avallare solo progetti economicamente sostenibili. La vigilia del giorno dei vertici romani sulle vertenze Sulcis, ma non solo perché si parlerà anche di E.ON, regala disponibilità a discutere, ma paletti ben fissati e condizioni necessarie ribadite. Quella di ieri era stata una giornata di tensioni, rabbia e disperazione a Nuragi Figus, ma contrassegnata anche dall'intervento del Presidente della Repubblica. Napolitano si schiera dalla parte dei minatori e invoca soluzioni sostenibili. Il governo guarda al piano Sulcis elaborato da Regione e Provincia Carbonia Iglesias e scruta ipotesi che possano prescindere dalla miniera e dalla filiera dell'alluminio. Ma di quel piano, al momento, il rilancio del polo industriale e il progetto di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica sono parte fondamentale. Dall'ordine dei geologi giunge un appello al governo per salvare la miniera di Nuragi Figus. Gli stessi geologi esprimono solidarietà agli operai che difendono il posto di lavoro. Vediamo il servizio di Massimiliano Rais. Salvate la miniera di Nuragi Figus non può essere cancellata dalla geografia dei siti produttivi. Appello accorato lanciato dal presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Gianvito Graziano. È un momento molto delicato per gli operai della Carbo Sulcis, in loro aiuto forze politiche e sociali e anche i geologi che offrono il loro contributo scientifico per ribadire quanto possa essere utile mantenere in vita la miniera del Sulcis. L'Italia, sottolinea Graziano, ha perso la capacità di investire soprattutto nell'industria mineraria. Siamo rimasti al palo, al contrario di altri paesi europei che indirizzano i loro investimenti sulle materie prime. L'Ordine dei Geologi invoca una legge quadro nazionale per coordinare tutte le leggi regionali che riguardano l'industria estrattiva. Gli stessi geologi che esprimono solidarietà agli operai della Carbo Sulcis che difendono il posto di lavoro ricordano che l'Unione Europea ha individuato 14 materie prime strategiche, molte delle quali hanno un utilizzo diretto nell'ambito dell'innovazione tecnologica.